con Proud Mary nella versione di Tina Turner, Vittoria De Santis. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one penny to sleeping. Wore up by the way things are not happy. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling down the river. Let's take a job in the city, walking for the man every night and day. And I never lost one minute to sleeping. Roll up by the way things are not happy. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. 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 Con A chi mi dice dei Blu è il momento di Federica Buda. Sorriderai e ti rivedo come sei. Incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentire. Se ti dicessi ora vai, oramai, oramai. Chi mi dice che tornerai e non credo oramai. Oh no, chi mi dice che sto male pensandoti, tu sorridi portandoti verso lui, verso lui. Federica Buda e Vittoria De Santis si sono sfidate aprendo la serie di knockout per il Team Carrà. Raffaella, sarà una decisione veramente difficile. Ti ricordo che non ci sono speranze di ripescaggio e questo sarà un verdetto definitivo, questo anche per tranquillizzarvi. Ah, certo. Chiedo prima a Coach J-Ax. Guarda, innanzitutto io rimango sempre colpito dal passo che Raffa fa fare raffinando dal punto di vista delle coreografie, capito? Di queste cose, cioè le noti di brutto. Dopo ti spiego. Comunque Vittoria ha fatto così suo il pezzo che la prossima volta che qualcuno lo canterà dirà che è suo il brano. È come se in una sala giochi dove c'è un gioco da bar avesse rubato tutti i gettoni. Proprio basta, ormai è suo il gioco. È difficile. Vedremo un po' come adesso te la cavi. Io non saprei cosa fare. Hai ragione. Ora attendono il verdetto di Raffaella, un giudizio pesante perché ai live c'è posto solo per una. Chiedo Raffaella chi è la vincitrice tra Vittoria e Federica. Vittoria ha reinterpretato una bellissima canzone del passato come Proud Mary, Federica ha reinterpretato una canzone dei Blu scritta da Tiziano Ferro. Insomma, mi immagino sia proprio difficile adesso scegliere chi andrà ai live. È vero. Allora, tu Federica hai cantato
come non mai. Mi hai emozionato, mi hai dato grandi brividi, hai una voce stupenda, ma soprattutto hai avuto il coraggio della paura, come dico io, perché hai superato la paura con il coraggio. Questo era molto importante oggi. Vittoria, con mia grande sorpresa alle prove ho visto che hai fatto un'altra coreografia oggi ancora più complicata. Non gliel'ho chiesto io, capito? L'ha fatto da sola. Ah, però. E io ti posso dire una cosa, Vittoria. Questa è una strada che fa una cantante diversa dalle altre cantanti che esistono in Italia. Però io devo scegliere questa sera. Io scelgo la persona che secondo me è più solida, è più sicura e il cuore mi dice di portarla avanti. Porto avanti Federica. Federica Buda è la vincitrice di questo knockout. Un knockout Grazie. combattutissimo. Grazie. Davvero grazie col cuore. Mi ero ripromesso, ho detto non piango. Come mamma non piango, invece il mostro piange. Però si piange anche di gioia e io ne so qualcosa. Sì, sono dispiaciutissima per lei, ma davvero col cuore grazie. Veramente grazie. Non so dire altro. Complimenti a Federica Buda e buon lavoro. Ci vediamo ai live. Complimenti.